essendo anche l'ultimo dell'anno, necessariamente vengono fuori dei pezzi da discoteca che, come nel caso di John Scatman del 1994, che naturalmente fanno anche atmosfera cinepanettone, perché qui si va dal sacro al profano in un momento soltanto. E resta un fatto, ora però torniamo a fare le persone serie, resta un fatto, e il fatto è quello che ha appena ribadito Giovanni Sallusti, il nostro direttore responsabile, nel suo Liberamente, e cioè che qui il discorso non è tanto una giornalista che va lì a fare il suo dovere, ma è anche e soprattutto un discorso di democrazia, di libertà di parola, di espressione, di informazione, ed è quello che dovrebbe non mancare mai. Bravo, ma ho apprezzato anche il fatto che siamo veramente dei pavidi, poi passiamo alla seconda parte della trasmissione, Sì. quindi andiamo avanti su un argomento che diciamo non è nelle nostre corde agricole, però che bisogna sottolineare che siamo dei pavidi a non dare i nomi alle cose. Ha detto molto bene. Se è un regime fascista, è un regime fascista. Se è una teocrazia islamica, dobbiamo dire che c'è una teocrazia islamica. Perché non chiamiamo le cose e diciamo Cecilia Libera da cosa? Ha detto molto bene, da cosa? Da un regime islamista, che è tenuta prigioniera da un regime, e bisogna accettarlo, bisogna dirlo, avere il coraggio. Veramente ci facciamo degli autogol giganteschi come occidentali, ma bando alle ciance, perché non siamo qua a parlare di geopolitica, anche se naturalmente questa nota era doverosa per la condizione della nostra Cecilia Sala. E, diamo il benvenuto al nostro veterinario, e unico, quindi non benvenuto al nostro, diciamo, veterinario preferito, però è anche l'unico veterinario che di solito chiamiamo in trasmissione, quindi era un complimento e te l'abbiamo tolto subito, alla nostra Valentina Tepedino di Eurofish Market. Ciao Valentina. Ben trovata. Ciao a tutti, grazie anche per il complimento e buon Natale a tutti voi. Siccome il complimento lui l'ha tolto, io ne metto uno. L'affascinante Valentina Tepedino. È vero, anche molto affascinante. Non potete vedere che sono diventata rossa, però sono diventata rossa. Ricordiamo anche del blog che andate a visitare, informare per non abboccare. Allora, Valentina, il nostro Antonino Danna ha già fatto una cosa imperdonabile: a Natale ha mangiato il salmone, ma lo scusiamo perché a Natale si può, diciamo, abbiamo parlato sulle frequenze Radio Libertà di scegliere ad esempio la trota marinata, altri prodotti italiani affumicati, di cercare, diciamo anche specifiche, delle che provengono dalle coste o dalle acque interne italiane, ma ecco, ho visto che hai fatto un articolo proprio che riguarda il salmone, cioè a Natale lo concediamo, anche noi di Radio Libertà, si può mangiare una fettina di salmone, ma come facciamo a scegliere questo salmone e a scegliere un salmone che sia decente? Dacci questo consiglio. Allora, sì, noi l'abbiamo detto tante volte, non è che abbiamo qualcosa contro il salmone, noi siamo anche pro a promuovere il più possibile la trota, che siamo i primi produttori a livello europeo, e quindi quando possiamo, e vi ringrazio molto per questa informazione che fate al grande pubblico, si cerca di far capire che alleviamo trota, ma di grande qualità, perché la trota non vive in acque che non sono veramente limpidissime, subito sotto le sorgenti, dove viene allevata veramente in modo rigoroso, e effettivamente anche affumicata è un gran buon prodotto, solo che purtroppo risente di questa come si dice, leggenda, forse molti dicono ma la trota non è come insomma, cioè bisogna riprovarla perché chi l'ha Quindi mangiato mandiamo questo messaggio: se siete sui banchi, pescheria, supermercato, si può trovare trota affumicata? Si trova, secondo te, si riesce a trovare? Si trova trota affumicata, si trova non sempre in grandissimo, nel senso che quello che dobbiamo fare, dobbiamo anche incentivare insomma un po' il mercato che presenti di più questo prodotto, perché addirittura oggi è difficile trovare la trota fresca, cioè noi siamo i primi produttori a livello europeo, questo è il paradosso di trota, ma facciamo fatica a trovarla sui nostri mercati in vendita, cioè per assurdo viene pagata di più ed è più presente sul mercato tipo svizzero, austriaco, tedesco, dove noi la esportiamo, ma in Italia risente, ripeto, un po' di questo, vabbè, ma la trota, vediamo. E quindi è anche, diciamo, non è facile, uno dice, ma sai che cosa faccio? Mai l'assaggio.
E allora come facciamo? Dobbiamo chiederla. Se noi la chiediamo, finalmente il nostro pescivendolo a sua volta dice devo procurarmi anche la trota. Quindi noi possiamo modificare questa domanda. Il consumatore che ha il suo veramente capisce di avere un ruolo fondamentale anche, diciamo, nella politica alimentare, e se ne appropria, e quindi fa e cambia le sorti del mercato. Mi piaci, lo sai, mi piaci tanto, Valentina, quando dici queste cose. Lo so, lo dico perché so che la trasmissione, insomma, è anche proprio per liberare anche un po' la mente anche da questi preconcetti. Il preconcetto che la trota è di secondo livello è proprio un preconcetto che ora anche di far sparire. Detto questo, siamo nella stessa famiglia, siamo nei salmonidi. Ricordo che il salmone però non riusciamo ad allevarlo da noi in Italia, quindi tutto il salmone che mangiamo comunque arriva prevalentemente dalla Norvegia, sto andando a vedere i dati alla mano, e dove lo allevano da tanto tempo, e comunque siamo il paese sicuramente, adesso non ricordo, ma siamo il terzo paese al mondo per consumo di salmone, l'Italia. E sicuramente, ripeto, poi arriva anche da altri paesi del nord Europa, come salmone, perché sono diverse specie. Il salmonsala, che siamo alla specie atlantica, che ci arriva prevalentemente dalla Norvegia e altri paesi al nord Europa, e che però è sempre salmonsala, ripeto, al di là che sia scozzese, irlandese, norvegese, è sempre questa specie qui, ed è indicata in etichetta, perché nel prodotto fresco c'è l'obbligo di fare questo. Ogni tanto c'è la confusione, che uno dice no, ma io preferisco il salmone selvaggio. Ecco, il salmone atlantico selvaggio non c'è oggi sul nostro mercato, nel senso che quello che ci arriva selvaggio arriva addirittura dall'altra parte del mondo, ci arriva dall'Alaska o dal Canada, e che è della stessa famiglia sempre della trota e del salmonsala, del salmone atlantico, ma è di un altro genere. Cioè, genere, adesso non voglio entrare nello specifico, però queste cose ci sono poi in etichetta, uno trova Ocoricus, no? E ci sono varie specie, che sono il salmone rosso, il salmone giapponese, eccetera. E sono però, ripeto, altri generi, altre specie, non sono lo stesso che pensiamo in Atlantico selvaggio, che non c'entra niente. Infatti dice, è più buono, è un altro gusto, perché è un'altra specie, un altro genere. Capito? Quindi in più dico è selvaggio, però io devo capire bene, gli piace, perché molti dicono no, perché preferisco anche per una questione di sostenibilità, e ci sono tutti questi errori in cui si cade, che sì, allora lo compri dall'altra parte del mondo, cioè perché comunque diciamo anche qui come scelte bisogna vedere che cosa ci guida all'acquisto. Facciamo un acquisto perché sono ghiotta di salmone, però non lo voglio allevato perché parlano ingiustamente, ripeto, io non sono pro acquacultura fatta bene, con criterio, poi bisognerebbe spiegare tutte queste cose intendi per qualità dell'acquacultura, però ecco, in generale sono assolutamente positiva, anche perché l'acquacultura ormai, il prodotto dell'acquacultura ha superato quello che è in vendita della pesca, e c'è necessità, bisogna ripeto farla bene. Però c'è questa grande confusione che oltre uno dice io lo prendo biologico solo di pesca, ma non esiste il biologico di pesca, esiste il biologico di allevamento, e ha determinate regole. Oppure io preferisco il salmone selvaggio, ha un altro gusto, e ripeto, è un altro genere, un'altra specie, e arriva ecco, ma faccio una domanda, secondo globo. te, ecco, il prezzo, cioè, allora, una persona va e sotto le feste di Natale non trova la trota, perché lo ripetiamo, cercate la trota affumicata, primo step. Volete fare la tartina col salmone, ve la concediamo per Natale Capodanno, non di più, qua sulle frequenze di Radio Libertà. Cosa per avere un prodotto, lascia stare che naturalmente è importantissimo l'aspetto della sostenibilità, ma parliamo dell'alimento, quindi il consumatore che cerca un prodotto buono e diciamo più salubre. Secondo te che fascia di prezzo, abbiamo dei consigli da dargli, la provenienza degli allevamenti? Può cercare da qualche parte, può capire, avere qualche informazione in più per mangiare un prodotto più sano possibile, diciamo? Certo, guarda, dicevo che più che per il prezzo giocano un po' come vogliono, nel senso che ognuno poi lo mette, è un po'
se fai in base al prezzo fai fatica a capire se effettivamente di qualità. Io quello che suggerisco, se uno piace il salmone affumicato, a prescindere che sia selvaggio, allevato, eccetera, è di guardare in etichetta, intanto se appunto è dichiarato la specie bene di salmone ci deve essere, che il salmone affumicato a freddo, perché noi mangiamo in particolare in Italia il salmone affumicato a freddo, che significa che è come se mangiassimo un salmone crudo, anche questo è importante da dire, perché significa che se una persona non è in salute particolarmente, ha fatto una cura perché quindi è immunodepresso, oppure è incinta, eccetera, dovrebbe evitare di mangiare, diciamo, un prodotto crudo se non è sicuro di tutta una serie di cose, perché, ripeto, il salmone affumicato a freddo è come mangiare esattamente un Perdonami pesce Valentina, crudo. ma quindi scusami, eventuali ad esempio anche parassiti che possono essere andati a finire nelle carni, c'è questa possibilità? Allora, la sicurezza in quel caso deriva più che altro dal fatto che in particolare noi mangiamo il salmone norvegese, è quasi tutto certificato perché il processo di produzione il salmone finito non ha anisakis, quindi perché in generale il prodotto di allevamento è molto meno a rischio, diciamo, certo, se non totalmente a rischio rispetto diciamo invece quello selvaggio. Però, che invece potrebbe naturalmente averci. Quello selvaggio sì, va assolutamente congelato. Quello selvaggio, infatti i casi che sono stati anche pubblicizzati, a volte si trovano anche sui social eccetera, ho visto l'anisakis nel salmone, è perché è selvaggio, non è salmone d'allevamento. Io personalmente in 25 lo ricordiamo anni agli ascoltatori, l'anisakis è questo piccolo vermetto, lo chiamiamo, diciamo, il biologo che si è suicidato, questo piccolo vermetto che è trasparente, molto piccolo, che naturalmente può essere pericoloso perché può dare dei problemi molto, se ingerito vivo, può dare dei problemi a livello gastroenterico anche all'essere umano. Sbaglia sul ciclo biologico, dovrebbe essere mangiato da una foca, da un mammifero marino, invece se lo mangia l'uomo e purtroppo può andarsi a incistare proprio, mi sembra, nelle pareti dello stomaco anche, no? Sì, varie localizzazioni, dando molto fastidio, e spesso solo la rimozione chirurgica del tratto dove si è posizionato, spesso un tratto intestinale, lo può rimuovere, quindi non è piacevole. Per fortuna, ripeto, da questo punto di vista il salmone d'allevamento offre maggiori garanzie perché se no deve essere congelato preventivamente. Però ricordiamoci che la fumicatura da freddo rispetto alla cottura, alla fumicatura a caldo, così sia il trattamento, non ci preserva da quello che riguarda magari batteri che possono essere presenti sul prodotto, quindi dobbiamo prestare attenzione. Questo è un consiglio molto interessante, ad esempio. Valentina, un pesce, abbiamo chiesto al nostro Circello, conosci anche molto bene anche te, Alessandro, un piatto natalizio. Io su questo Natale, dato che in Liguria è ritornata una stagione abbastanza diciamo come un tempo, abbastanza proficua per i rossetti, consiglierei un bel piatto di rossetti, anche se costano molto cari ai nostri radioascoltatori, ma non si trovano da tutte le parti, da fare proprio da scottare leggermente, farli sentire il bollo e mangiare direttamente così, con un filetto proprio di olio extravergine d'oliva. Ma cosa ci consigli? Una specifica italiana da mettere nel piatto o nel forno? A bruciapelo e poi ci salutiamo. Allora, io come chef, ripeto, ho sposato uno chef apposta perché non sono particolarmente brava, però ho fatto prima di Natale una serie di servizi in vari mercati allo sbarco, proprio così. Ho visto una gran quantità di canocchie bellissime, con un prodotto che comunque è in questo momento molto presente nelle nostre acque, e direi che non male anche utilizzarle anche in alternativa magari a tanti crostacei, sai che noi in Italia importiamo tantissimi crostacei, soprattutto gamberi, mazzancolle. Ho visto che si mangiano anche crude, le mangiano anche crude. Allora abbiamo tante canocchie sempre sempre abbattendole, però. Allora, no, questo, guarda, possono mangiarsi anche la crude di canocchia, so che non ha, perché fortunatamente i crostacei non hanno il problema per quello che riguarda l'anisakis. Io preferisco da medico veterinario, suggerisco sempre la cottura, è una deformazione professionale, però
ecco, voglio dire, comunque è un prodotto Bene. assolutamente interessante, anche perché, ripeto, è proprio la parte tipica delle nostre acque, ma in questo momento è particolarmente presente. Ho visto anche l'assurdità della vongola verace per il problema del granchio blu, è arrivata a prezzi pazzeschi. Premiamo, insomma, se la vongola della filiera italiana la dobbiamo sostenere. Io so che i pescatori sono usciti apposta i giorni prima di Natale, sanno che in queste feste possono rifarsi tutto quello che poverini non hanno potuto percepire, perché è pochissima. Allora però premiamo quella esclusivamente dove è ben indicato che è di filiera italiana, perché diversamente compriamo dall'estero un prodotto a 50 euro, allora mangiamo i lupini come alternativa validissima alla nostra vongola, stessa famiglia, però ecco, è un prodotto sempre nostrano. Grazie Valentina, allora nell'augurarti naturalmente un buon anno, ci risentiamo nel 2025 con tanti altri consigli. Ricordiamo Valentina Tepedino di Eurofish Market e del blog Informare per non abboccare. Ciao Valentina! Grazie! Ciao a tutti, buon anno! Buon anno anche a te. E allora Antonino, sono le 18:29. Questa è l'ultima puntata del 2024. Già. E non ci lasceremo mai. Ma che è sta cosa? E non ci lasceremo mai. Abbiamo troppe cose insieme. E allora, buon 2025, passate naturalmente vi auguro a tutti voi, anche quelli che purtroppo saranno al lavoro, chi è naturalmente lontano da casa, comunque un buon anno. Per chi riesce, sempre occhio al portafoglio, ma con un occhio al portafoglio e un occhio all'etichetta sul Made in Italy. Cerchiamo prodotti italiani perché è molto importante sostenere i nostri produttori e noi come consumatori possiamo fare tantissimo. Buon proposito per il 2025. Scegliamo e cambiamo la politica alimentare nel nostro paese. Ciao a tutti! Auguroni! Presidente, onorevoli colleghi, Ministro Giorgetti, oggi in quest'Aula dibattiamo della manovra finanziaria, una legge di bilancio che stanzia 30 miliardi di euro di risorse e di questi 18 miliardi, quindi più della metà delle risorse stanziate, andranno a sostegno dei redditi medio-bassi. Un'impostazione, Presidente, che noi non solo sposiamo ma totalmente condividiamo, perché in un momento storico come questo è quello che serve al nostro Paese. Presidente, prima però di addentrarmi in quelle che sono le misure principali contenute in questo disegno di legge, mi lasci rispondere per suo tramite al collega Dell'Olio quando parlava del PIL rivisto al ribasso. È vero, l'Istat ha rivisto a ribasso al PIL rispetto alle stime del governo, Presidente, però noi abbiamo un approccio serio quando leggiamo i dati e quindi su questo vorrei ricordare, Presidente, a quest'Aula, che sono due le note su cui mi vorrei soffermare proprio per l'analisi di questa rivisitazione del PIL a ribasso. La prima, Presidente, è che i dati pubblicati dall'Istat sono al netto delle 4 giornate lavorative che avremo in più quest'anno e solo queste offriranno 2/3 decimali in più di PIL e questa è la nota tecnica. Poi, Presidente, c'è anche un'altra nota che vorrei dire a quest'Aula. Vede, l'Italia è al 4° posto dell'export mondiale, un dato incredibile, un dato che ci riempie d'orgoglio, ma un dato anche che è da leggere in tal senso. È ovvio che siamo più esposti alle congiunture internazionali, è ovvio che il primo mercato di sbocco del nostro paese, cioè la Germania, che oscilla l'economia tra la recessione e la stagnazione, è ovvio che i nostri esportatori hanno perso circa 3,1 miliardi di euro
di fatturato in termini di esportazione. Ma non solo, Presidente, alle variabili si aggiungono le variabili esogene, che ovviamente sono importanti in quella che è una stima complessiva di come sta e della salute del nostro Paese. È evidente che i conflitti, le guerre, la situazione anche istituzionale in Francia ovviamente dà al nostro Paese quell'incertezza che ovviamente noi non possiamo e non dobbiamo sottovalutare, e quello che ha fatto il governo ovviamente va nella direzione di non sottovalutare tutte queste variabili. Poi, Presidente, aggiungo anche che proprio perché prendiamo con grande serietà la questione della crescita, che è il vero problema del nostro Paese, il governo ha preparato un pacchetto di misure a sostegno delle imprese e dei nostri imprenditori che noi assolutamente condividiamo, come ad esempio l'IRES premiale, che è un taglio dell'aliquota del 20%, quindi di 4 punti per le società che trattengono una quota rilevante di utili che andranno destinate agli investimenti, al welfare aziendale, alle assunzioni. Ma non solo, ci sarà il rifinanziamento di una misura che funziona, cioè la nuova Sabatini di 900 milioni di euro fino al 2029 per fare investimenti in beni strumentali. E poi, Presidente, Industria 5.0, vede, è stata inserita nell'ambito della rivisitazione del PNRR, e noi potenzieremo l'aliquota del credito d'imposta per la quota dei progetti compresi tra 2,5 e 10 milioni, per intenderci la parte dei piani delle piccole e medie imprese, e questo credito d'imposta potrà arrivare fino al 45% nei casi di massimo risparmio energetico. E mi faccio aggiungere, Presidente, che si potrà anche alzare questo credito d'imposta se si acquisteranno dei moduli fotovoltaici ad alta efficienza, che siano però prodotti negli stati dell'Unione Europea, e questo è fondamentale, Presidente, perché si azzererà il divario dei costi con moduli e celle prodotti nei paesi fuori dall'Unione Europea, penso ad esempio alla Cina. Poi, Presidente, per quanto riguarda il fisco, sono 2 pilastri fondamentali di questa manovra di bilancio: il taglio del cuneo fiscale e la riforma delle aliquote IRPEF. E questo, Presidente, mi lasci dire che, come ho detto all'inizio di questo mio intervento, cuba circa 18 miliardi di euro e la platea dei beneficiari sarà di 17 milioni di italiani. E questo, Presidente, lo dico perché per un anno l'opposizione ci ha propinato nei loro interventi che erano una misura spot, che bisognava renderla strutturale. Bene, noi l'abbiamo resa strutturale quest'anno, questa legge di bilancio, e abbiamo fatto quello che loro non hanno fatto nei tanti troppi anni che hanno governato questo Paese, perché si sono riempiti la bocca della difesa dei lavoratori e delle fasce basse. Loro l'hanno detto, noi l'abbiamo fatto. E, Presidente, poi ovviamente rimane nell'impianto di questa manovra ovviamente la flat tax fino a 85.000 di fatturato, viene estesa ai dipendenti fino a 35.000, sempre la flat tax. Però vorrei dare anche questo dato molto interessante, perché anche su questo l'opposizione critica fortemente l'operato di questo governo. Dati MEF 2023, sapete quante sono le partite IVA che sono state aperte dalle donne? Il 40% di nuove partite IVA aperte dalle donne, che arriva anche a un 49,1% dei giovani. E quando l'opposizione ci dice che questo è un governo che non fa nulla per le donne e per i giovani, anche qua la narrazione cade inesorabilmente. E, Presidente, poi un passaggio è dirimente anche sul tema della natalità, perché il ministro Giorgetti lo ammette come primo punto, e noi condividiamo totalmente, dell'agenda di questo esecutivo, perché il calo delle nascite è assolutamente un problema di questo Paese, perché è evidente che poi non si reggeranno il sistema previdenziale e il sistema produttivo. Ecco perché il governo ha preparato un pacchetto importante di misure a sostegno della natalità, come ad esempio il potenziamento dell'assegno unico universale per i figli a carico. A te la linea. E allora, rieccoci qua sulle magiche onde di Radio Libertà. Avete ascoltato il Qui Parlamento con Rebecca Frassini. Adesso entriamo nella parte, diciamo così, più dedicata all'attualità. Bene, Anna Cisint la conoscete tutti, è una coraggiosa eurodeputata dei Patrioti, ma prima ancora si è
imposta all'attenzione nazionale per il coraggio con cui a Monfalcone ha affrontato l'Islam radicale. In questi giorni sapete che le notizie di stampa ci dicono di un tale in quel di Monfalcone che addirittura facendo il kebabaro cercava di arruolare gente per la jihad, si preparava insomma a compiere atti non certo piacevoli. Ne ho parlato con lei questa mattina, la ringrazio ancora del suo tempo. C'è speranza dopo tutto? Beh, sentite un po' che cosa mi ha detto. Vai pure, Lorenz. E allora, io questa sera ho il piacere di ritrovare Anna Cisint, che come sapete è stata sindachessa di Monfalcone, ma in particolare adesso è in Europa e in particolare, essendo eurodeputata per il gruppo dei Patrioti, si sta occupando di un caso molto particolare che si è verificato peraltro in quel di Monfalcone. Cioè, come si fa, com'è possibile, insomma, che a Monfalcone si sia sviluppato il clima o comunque si possa essere venuto fuori un fondamentalista islamico, peraltro con delle idee alquanto pericolose. Come ha fatto l'Islam radicale a trovare casa proprio a Monfalcone? Ma allora intanto devo dire che sono anni che denuncio un percorso di integralismo evidente a chi in maniera non ideologica osserva e ascolta. Sono anni che lo denuncio e per questo sono ancora sotto scorta, peraltro, no? E Certo. questa questione dell'Islam integralista è davvero molto molto preoccupante ed io la denuncio a Monfalcone, ma sicuramente non è solo a Monfalcone, è che sta nelle corde di chi amministra, nella responsabilità di chi governa, come in questo caso ho fatto da sindaco per 8 anni, comprendere quali siano le questioni che sono potenzialmente pericolose e denunciarle. Quindi la prima cosa che dico è che Monfalcone oggi, che ha 31.000 abitanti, all'interno di questa città è stato denunciato e arrestato una cellula terroristica legata ad Al-Qaeda. Se mi domanda, ma lei è stupita? Io le dico di no, perché come ho spesso detto, ed è per questo dalla sinistra sono stata tacciata di razzismo, di xenofobia, sono diventata un caso internazionale perché volevo e pretendevo e pretendo la legalità, a un anno di distanza peraltro dalla marcia dei 6.000 islamici contro di me per questo. Dico che io l'avevo detto, io lo dico e l'avevo detto, ed è meglio che ci si metta oggi più con un'urgenza che appunto è fondamentale, ci si metta sulla rotta della consapevolezza, perché questa non è una novità. Ovviamente faccio i miei complimenti ai ROS, ai carabinieri, ma in generale alle forze dell'ordine che riescono con le loro intelligence e con le indagini a appunto darci maggior sicurezza, come in questo caso è avvenuto, però dico che questa è anche la dimostrazione che va fatta rapidamente qualche cosa di serio. Il signore, il ragazzo giovane, peraltro molto radicalizzato, che è stato arrestato, è assolutamente uno integrato in una famiglia di lavoratori molto conosciuti a Monfalcone. Lui, mi raccontano anche persone che hanno avuto contatti anche lavorativi, è sempre stato uno che ha fatto proselitismo anche non solo via web. Denuncerò anche il fatto che ad esempio per un periodo, noi l'avevamo anche sottolineato, lui metteva nel locale dove faceva queste attività di somministrazione dei volantini che inneggiavano appunto all'Islam in maniera un po' esagerata, no? Quindi lui è giovane, insediato a Monfalcone lavorativamente da tempo, residente non da tantissimo perché lui è entrato con un permesso di soggiorno che non è diciamo stato firmato dalla provincia di Gorizia, è stato a lungo tempo per un periodo in provincia di Udine. Ma fatto è che comunque una città piccola come questa oggi è equiparata a città come Milano, Bologna, no? Ecco perché? Perché la percentuale di presenze islamiche è altissima qui in questa città.
E allora io dico che diventa ormai fondamentale non solo che i confini vengano difesi, ma che non si facciano entrare persone che, come ad esempio in questo caso, aveva già dato dimostrazione di sé anche nel paese. È vero che è un turco, è vero che probabilmente il permesso che ha è quello di tutela internazionale, però era stato condannato al paese suo per finanziamento al terrorismo. Quindi un po' noi dobbiamo cercare di diventare più severi nella richiesta di non cioè nella non accettazione di entrate di persone che potenzialmente possono già essere pericolose. Poi dobbiamo anche fare una bella cernita di tutti i luoghi luoghi di culto, cioè i centri islamici, tutti coloro che si occupano in maniera anche intensiva di religione, gli imam. Abbiamo bisogno di avere punti di riferimento. Abbiamo bisogno di essere consapevoli che in Italia ormai l'islamizzazione integralista è una realtà, che i radicalizzati sono molti, che i giovani sono sensibili a questi proselitismi, e che questi proselitismi ci sono e purtroppo sono molto pericolosi ovunque, anche potenzialmente per il numero di quelli che potrebbero già oggi essere coinvolti, no? Scusi, la domanda è probabilmente stupida, però a questo punto è anche logica. Ma com'è che noi ogni volta di questi exploit, di questi signori sappiamo sempre a cose fatte? Cioè, perché noi non riusciamo a sapere solo ora, dopo l'arrivo dei Ross, dopo le loro indagini, che questo galantuomo, si fa per dire, era stato condannato in Turchia come finanziatore del terrorismo? Allora, è evidente che c'è qualcosa che non va nella cosiddetta accoglienza italiana, ma è mai possibile che noi non riusciamo a schedare chi arriva? Ma questa sicuramente la questione della sinistra con le porte aperte ci ha portato a questo. Il buonismo è un cancro in realtà, il buonismo, perché purtroppo pensa soltanto ad aprire le porte, ma non a tutelare quelli che stanno già all'interno di quelle porte, no? In questo caso c'è di mezzo la questione turca e curda. Quindi lì io non faccio parte delle forze dell'ordine, che ringrazio per il grande lavoro che fanno. Immagino e spero che quando sia stato dato il permesso di soggiorno a questo personaggio sia stata fatta una valutazione anche su questo. È chiaro che proviene da un popolo, da un paese dove esiste la protezione internazionale verso tutti coloro che sono come dire, contrari, tra virgolette, a un certo tipo di, definiamolo regime. Quindi lì andrebbe approfondito. Vero è però che questa persona ha fatto proselitismo sul web, ma io che oggi in questi giorni sono contattata da molte persone che lo conoscono e che hanno lavorato anche nel suo locale, mi vien detto che appunto comunque quando faceva il proselitismo ci metteva anche dei bei dépliant e comunque li lasciava in bella evidenza. Insomma, voglio dire, no, ci sono delle cose che si sanno. Poi come sia entrato, mi domando quanti siano oggi in Italia quelli entrati così. Mi domando quanti siano quelli che hanno subito il proselitismo e oggi facciano a loro volta proselitismo e anche inneggino alla lotta armata, perché anche, no, è da capire quale sia stata la finalità di questi 5, di questo giovane. Io penso che bisogna incominciare veramente a chiudere i cordoni, non mi vergogno a dire che sono anni che denuncio questo pericolo e che poi alla fine ogni cosa prima vengo aggredita io come fossi una pazza che appunto si preoccupa del nulla, però tutto quello che ho raccontato poi accade. Purtroppo è così, perché io penso di essere una persona equilibrata, che conosce il territorio e che vede, ascolta, e che molte volte ha ascoltato denunce di persone che non sono volute andare a raccontarlo magari alle forze dell'ordine per la paura di perdere il lavoro, come nel caso della mafia
islamica che qui a Monfalcone c'è rispetto al pizzo chiesto ai lavoratori bengalesi poveri da parte dei loro datori di lavoro bengalesi, no? Perché questa è un'altra pagina terrificante di anni ormai, denunce di poveri lavoratori bengalesi che vengono estorti, a cui viene portato via un pezzo di stipendio, e questo pezzo di stipendio viene versato nei centri islamici, che non devono rendere il conto, cioè che non hanno neanche l'obbligo di presentare un bilancio, capisce? Quindi noi non sapremo mai quali sono le fonti di entrata. Allora è tutto da rivedere questo sistema, perché non è più tollerabile, perché i soldi portano anche poi alla fine a queste situazioni gravi, sia di mafia pro pizzo per finanziare centri islamici, sia, come nel caso del terrorista, cellule radicalizzate che fanno proselitismo. Peggio di così si muore. Vediamo se indovino. Lei, dopo aver fatto tutta questa serie di denunce, e poi mi soffermerò su un particolare, ma restiamo qua ai fatti. Lei, dopo aver fatto questa serie di dichiarazioni e denunce, da parte della comunità islamica di Monfalcone ha ricevuto un silenzio assordante. Ma non solo da parte, diciamo che viene guardi, le devo dire due cose su questo. C'è stata una vergognosa aggressione e sottovalutazione da parte degli organi di informazione di sinistra, che purtroppo stanno molto alla larga da capire che quello che stanno portando avanti è una tragedia per tutto il futuro del nostro popolo e dell'Occidente. C'è una sottovalutazione da parte delle comunità islamiche, ma qui sono chiuse. Qui la comunità islamica è molto chiusa, quindi quello che le ho raccontato, che ormai è anche di dominio comune, non capita mica solo a Monfalcone, è che io denuncio queste situazioni. Ce ne sono, vorrei che tutti denunciassero queste situazioni. Ovvio che si immagina se i detentori del potere degli imam o degli islamici qui si sono mossi, però una buona parte di poveri bengalesi estorti si sono fatti vivi, come hanno detto. Sì, ha ragione sindaco, noi siamo penalizzati e siamo vittime di questo pizzo. Nel caso poi della sinistra apriamo un capitolo. Dove sono? Dove sono questi di sinistra che addirittura c'è qualcuno, senza far nomi, della sinistra che ha dato la responsabilità ai social, ma io do la responsabilità alla sinistra che ci ha costretti per anni e a un'Europa che ancora è troppo sorda a non sorvegliare i confini. Le ho già raccontato quello che ho visto in Bosnia. Un centro che non è il centro di respingimento, ma il centro che, quando vengono respinti dalla polizia croata, supporta gli irregolari dando scarpe, cibo, eccetera, perché questi possano ripercorrere la rotta balcanica. Questi entrano e sono terroristi? Ma può essere. Anche se questo di Monfalcone era entrato con i ricongiungimenti, la prima volta era arrivato qua con i ricongiungimenti familiari e poi è ritornato con la protezione internazionale, pur avendo una condanna in Turchia per finanziamento al terrorismo. Ma ci rendiamo conto? Mi sembra di essere su scherzi a parte talvolta. Senta, la settimana scorsa la cosa è stata da me pubblicata su Italia Oggi, nessuno l'ha smentita. La settimana scorsa io ho pubblicato alcuni estratti dell'intervista che Donald Trump ha rilasciato a Time, il noto settimanale americano. Sì. Ecco, Trump a un certo punto dice: non è che io posso tenerli 20 anni dentro i campi di accoglienza, questi benedetti clandestini, per cui li cacceremo fuori tutti, ma in particolare i paesi che ci diranno: guarda, tieniteli tu, io gli metterò dei super dazi che gli renderanno la vita estremamente difficile. Perché questo paese, e segnatamente l'Europa, non è capace di adottare delle decisioni, non dico drastiche fino al livello di Trump, per carità, però almeno avere un po' di spina dorsale in tema di controllo delle frontiere? Perché qui ogni volta il problema è sempre un problema dell'Italia, perché tanto l'Italia è la periferia dell'impero? Per quale motivo? Ma vede, la prima grande responsabilità ovviamente ce l'ha l'Europa e quelli che in Europa al Parlamento hanno accettato
situazioni sempre più orientate proprio al lassismo, ma anche a quasi un tentativo di, nella globalizzazione, nel multiculturalismo, di accettazione della sostituzione etnica, perché è inutile che mi vengano a dire che vaneggio su questo, purtroppo è la realtà. Noi siamo in un percorso in cui questa modalità porta a far sì che tutto ciò che l'Islam vuole far diventare come suo territorio si sta avverando, e l'Europa è il primo artefice di questa modalità, no? In questo drammatico contenitore dove il fluido prevale. Quindi io penso che all'interno di questi centri chiaramente sia necessario. Trump, io penso che da questo punto di vista non abbia torto, cioè voglio dire, tu sei arrivato qui senza i documenti, sei un irregolare, io non posso neanche sapere che tipo di vita facevi, ma perché devo rendere le vie, le strade delle città come quelle di Bologna, di Milano, insicure, dove purtroppo chi arriva e non ha un lavoro spaccia droga. Quindi io penso che sia arrivato il momento di non far partire proprio dai territori propri quelli che ho incontrato, gli irregolari che partono dai paesi dell'Africa, ad esempio, o anche dal Bangladesh, sono convinti di trovare qui un Eldorado, no? Ma non devono essere fatti entrare, cioè bisogna ormai che ai confini anche di terra, che sono poco considerati ma che io conosco molto bene, ai confini di terra in Bosnia e comunque nei paesi di passaggio, ci siano le modalità perché queste persone non entrino, perché altrimenti poi è molto difficile quando sono entrate, fare tutto ciò che serve per il rimpatrio, no? Chiaro che anche chi c'è qui e non deve rimanere, io penso che abbia ragione Trump su questo, vanno rimpatriati, ma anche noi li rimpatriamo, perché io mi sono informata molto bene anche su quello che succede, per dire, al CPR, dove non ci stanno al CPR dei santi, stanno spesso persone che hanno anche avuto problemi gravi con la giustizia, vengono rimpatriati in buon numero con questo governo. È chiaro che ci vuole tempo per fare le cose, ma non devono poter entrare. Cioè, la questione vera è che ha ragione Salvini. I confini vanno difesi, gli scafisti e le ONG hanno portato gravissimi danni al nostro paese e quindi non vanno fatti arrivare, e da terra non vanno fatti entrare. Non ci sono altre alternative. Dopo l'Europa sempre di più, cosa che comunque sta facendo con questo Parlamento, perché noi abbiamo portato a casa 3 risultati recentemente su nostre volontà, diciamo, no, di azione di contenimento dell'immigrazione. L'Europa nel precedente periodo ha dimostrato purtroppo di non essere neanche vicina al rispetto dei cittadini e dell'Occidente. C'è da farsi una domanda seria su questo. Questo sì. Senta, mi viene in mente quello che ha detto Giorgio Lombardi, il vicino di casa di Trump, quando è stato nostro ospite nella maratona post-elettorale del 6 di novembre scorso qui a Radio Libertà. Non è che Trump fa queste cose perché è cattivo o perché è razzista, ma anche perché gli stessi immigrati regolari non possono accettare. Ma certo. Dice, noi veniamo pagati $15 per l'ora. Dire. E esatto, loro ci rubano il lavoro a 5 offrendosi schiavi. Ma infatti, questo è assurdo, no? E noi dobbiamo anche guardare alla realtà delle cose. Tu non puoi far arrivare tutto il mondo perché non hai gli spazi dove vanno ad abitare. Gli bengalesi di Monfalcone stanno anche in 15 nelle case, noi facciamo i controlli in tutte le case. La realtà vera è diversa dall'ideologia. La realtà delle cose è che non si può non programmare gli arrivi, perché bisogna dire, anche queste aziende che dicono ne portiamo da qui a là, bene, allora ti occupi di dargli anche vitto, alloggio, e verifichi se poi c'è spazio in pronto soccorso, verifichi se c'è la possibilità di avere il medico di medicina generale e ti fai anche le scuole, perché è anche ora di finirla di uccidere le città
senza che ci sia una possibilità poi di servizi pubblici per i poveri italiani che sono qua o quelli che sono arrivati, immigrati regolari, bravi, integrati, che ci rimettono e non hanno la possibilità di ottenere le cose di base. Capisce? Infatti. Qui va rivisto proprio il sistema a partire dalla realtà, non dall'ideologia, la realtà delle cose, quello che si può fare. E se tu sei una persona onesta, perché di delinquenti nostri ne abbiamo già abbastanza. Decisamente. Senta, onorevole, per concludere questa nostra conversazione, ringraziandola del tempo, come sempre. Grazie a lei. Si figuri. Senta, ma c'è almeno un po' di speranza in quest'anno che si apre? Me la dà un po' di speranza? Sì, guardi, la speranza che io sento aver dentro di me è questa: finalmente le cose si smuovono. Questa è la speranza, perché c'è stato un lungo periodo in cui tutto era immobile e qualsiasi cosa tu dicevi, se non eri inquadrato nel pensiero unico, eri il nemico. E io ero veramente all'interno di una centrifuga su questo, ho tenuto duro, non ho mai fatto mezzo passo indietro, perché sono convinta che le cose che stiamo portando avanti stiano dalla parte giusta della storia, per questo continuiamo a farlo e a portarlo avanti. E io vedo che le cose cominciano a smuoversi e quindi la speranza è che, siccome tutto è subito purtroppo non si può, questo porti dei benefici e un riallineamento, diciamo, di rispetto e di prospettiva di futuro, ogni giorno di più. Bisogna che tutti però combattiamo la stessa battaglia, perché altrimenti è finita, non passeranno tanti anni. Ed è una speranza che facciamo nostra. Grazie ancora, tanti auguri. Grazie a lei e tanti auguri.
te la linea. Grazie Lorenz, l'anno era il 1982, questi erano gli Alan Parsons Project con Mamma Gamma, che è stato il primo pezzo musicale composto da un computer eseguito. Vi dico questo per introdurre l'ospite del nuovo Faccia a Faccia che adesso stiamo per mandare in onda, ed è un Faccia a Faccia molto interessante con Federica Zanella. Federica Zanella è stata parlamentare per la Lega, ma oggi continua a essere presidente di Stop Cyber Violenze. Potete anche visitare il sito della sua associazione www.stopcyberviolenze.it. Di che cosa abbiamo parlato, visto che ci siamo dati questa introduzione musicale così particolare? Di cyberbullismo. Quest'anno si è parlato molto di femminicidio, si è parlato molto di patriarcato, ma il cyberbullismo, le violenze online sono passate in secondo piano, sembra quasi siano sparite. In realtà non sono affatto sparite, continuano a essere pericolose, continuano a creare problemi e li creano soprattutto ai nostri figli, ai ragazzini di 13-15 anni che si trovano sbattuti sul mondo online senza sapere nemmeno com'è che ci si possa vivere, senza sapere, diciamo così, come si possa guidare sulla grande autostrada dell'informatica. E allora ne ho parlato con Federica Zanella, state a sentire che cosa mi ha detto. Vai pure Lorenz. E allora, questa sera qui a Zoom io ho il gradito ritorno di Federica Zanella, che come sapete è già stata parlamentare per la Lega, ma qui stasera è con noi come presidente dell'associazione Stop Cyber Violenze. Ho chiesto la sua cortesia e la sua disponibilità, della quale peraltro sono grato e la voglio ringraziare pubblicamente, perché volevo fare un poco il punto con lei su questa situazione. Federica, l'anno si chiude, è stato un anno contrassegnato dall'attenzione anche mediatica sul femminicidio e sulla violenza sulle donne, ma questo non vuol dire che le cyberviolenze siano passate di moda, diciamo così, o siano, diciamo, o si siano ridotte, anzi l'emergenza continua, immagino. No, anzi, innanzitutto grazie per l'invito, un saluto a tutti i radioascoltatori e certamente poni l'attenzione su una tematica molto sensibile. Perché? Perché tu parli giustamente di femminicidio, di violenze, ma c'è questa forma di violenza dei reati online che purtroppo sono assolutamente drammaticamente di attualità, ma dei quali si parla troppo poco quando si spengono i riflettori della cronaca, pur essendo forme di feroce violenza e lesione della dignità che possono portare anche all'atto estremo. Ne abbiamo già parlato con te più volte, sì. E sono contenta di ritrovarti. Mi davi molto spazio come parlamentare della Lega quando portavamo avanti questo tipo di battaglie e continuo a portare appunto avanti queste battaglie con l'associazione che ho fondato e che presiedo, e non bisogna mai dimenticarci appunto della problematica online. Mi spiego meglio. Chiaramente siamo immersi in una società in cui il digitale diciamo permea la nostra esistenza, rappresenta forse la propagine più reale della nostra reputazione reale, e per tanti ragazzi, molti giovani ma anche molti diversamente giovani, diventa quasi un'ossessione realizzarsi attraverso la rete, anche spesso per i ragazzi per accreditarsi socialmente, che vuol dire anche sentirsi inclusi o esclusi da un gruppo, e magari per una manciata di like si possono arrivare a commettere errori che purtroppo sono senza possibilità di rimedio. Questo perché loro hanno una grandissima abilità nell'uso degli smartphone, ma peccano spesso di consapevolezza di quelle che possono essere le conseguenze di un errato utilizzo della rete per sé e per gli altri. Quindi la parola d'ordine è
consapevolezza, e grazie anche per questo focus che voi fate questa sera, perché parlarne, conoscere, diffondere una cultura della tutela della persona, della reputazione online è fondamentale. Dare maggiore consapevolezza anche in chiave, per esempio, di strumenti pratici affinché le ragazze e le donne, nel caso appunto di quel tipo di violenze online, quindi sexting, revenge porn, di cui poi magari parleremo, ma anche in generale a tutti i 40 milioni, pensate, ci sono 40 milioni di utenti di social solo in Italia, è fondamentale perché si possano tutelare in rete. Quindi le problematiche della rete le conosciamo, il cyberbullismo appunto con le sue declinazioni più lesive, che sono il sexting e revenge porn, perché sono quelle che spesso portano giovani donne, ma anche giovani ragazzi all'atto estremo, perché non reggono lo scotto della vergogna di vedere o immagini o foto e vederle con tutti i commenti che possono conseguire, avere in rete, pensano di non aver più possibilità di rimediare alla loro reputazione, che è una reputazione digitale, ma dicevamo è la reputazione più vera che loro hanno da tutelare, e quindi succede che arrivino all'atto estremo. Ecco, questo noi non lo dobbiamo permettere, dobbiamo tenere accesi i riflettori, non solo quando accadono fatti di cronaca come quello probabilmente della giovane che si è tolta la vita a Enna un paio di mesi fa perché pare girasse una foto in rete sua intima, sessualmente esplicita, come declina il sexting e il revenge porn. Sì, Quindi, Larimar, appena 15 anni. Esatto, per esempio io una delle cose di cui sono molto fiera è che grazie a un mio emendamento al codice rosso sul sexting e revenge porn abbiamo questi due nuovi reati, ma per capire quanto manchi la consapevolezza in merito ai reati online torno proprio indietro a quei mesi in cui l'emendamento stava per venire bocciato. Perché? Perché il decreto legislativo sul codice rosso arriva alla Camera senza assolutamente nessun riferimento ai reati online, come se non esistessero, mentre abbiamo capito come siano una forma molto lesiva della dignità della persona, una forma di violenza molto grave nei confronti delle donne, ma in generale di tutti, perché sexting e revenge porn può essere fatto anche ovviamente sugli uomini, non è una questione di genere, purtroppo sono spesso le donne che vengono colpite con questa forma vigliacca e lesivissima. Quindi questo decreto legislativo arriva alla Camera senza che nessuno avesse inserito alcunché sui reati online. Io creai un emendamento che stava per venire bocciato, abbiamo dovuto occupare i banchi del governo e quant'altro, perché c'era una forza politica che voleva metterci la bandierina sopra, mentre abbiamo fatto capire che era una battaglia di tutti comune, che noi dovevamo arrivare a dama, come si suol dire, sfruttando lo strumento legislativo che era attuale, non una proposta di legge di una qualsivoglia forza politica. E quindi siamo riusciti ad avere questi due nuovi reati di sexting e revenge porn, che sono un deterrente non indifferente, perché si rischia il carcere fino a 6 anni, multe molto alte fino a 15.000 euro, e la cosa riguarda non solo chi mette originariamente online una foto o un video sessualmente esplicito, magari che riguardano l'ex fidanzatina per colpirla, e questo è il revenge porn, è una forma aggravante, ma anche tutti coloro che creano il rebound della foto, che è poi quella cosa più lesiva per la persona, perché chiaramente non si ferma e grazie al web questo video, questa foto possono avere una dimensione assolutamente non più contenibile. Federica, però queste tutto sommato sono anche delle storie di solitudine, se vogliamo, o meglio, che cominciano nella solitudine, perché vabbè, mandamelo una foto, tanto siamo solo io e te, chi lo deve sapere. Dopodiché, sì, va bene, la mia fiducia è qui, ti consegno questa immagine, e questa immagine o questo video diventano poi preda di chiunque, perché qualcuno ha deciso, con un gesto francamente vergognoso, di vendicarsi. E però è qualcosa che avviene nel silenzio, qualcosa che avviene, ripeto, nella solitudine di una stanza da letto, nella solitudine di una casa, e gli altri, cioè i genitori,
gli adulti, quelli che dovrebbero dire ma che cosa avete in testa, ma quali sono, guardate che ci sono questi rischi, guardate che correte questo problema, dove sono? Che fanno? Hai ragione, allora il dramma della solitudine è reale e molti episodi di cyberbullismo nascono da quello. Gli episodi di sexting e revenge porn nascono anche da una poca consapevolezza, quindi da poca educazione anche da parte dei genitori su quelli che sono i rischi, perché magari una ragazzina dice ai genitori vado a studiare dal ragazzino, e poi girano un video, si fanno delle foto, oppure da questa storia chiaramente nasce una storia d'amore che la ragazzina pensa sia per la vita, quindi quando il ragazzino chiede dai mandami una foto, fatti una foto del seno piuttosto che insomma di altri organi, le mandi perché pensi che sia tutto un gioco intimo, invece non è un gioco intimo, è qualcosa di molto pericoloso, e questo lo dovrebbero ricordare anche i diversamente giovani. Purtroppo Tiziana Cantone, la ragazza che si suicidò qualche anno fa perché le sue foto avevano avuto una visibilità sui media molto importante piuttosto che in altri casi. Ecco, ci manca l'educazione, manca la consapevolezza che in quel piccolo gesto si può rischiare di scoprirsi per la vita, di rovinare la propria reputazione digitale per la vita, e si può rischiare di mettere la propria vita privata nelle mani di un'altra persona. E questo molto dipende dall'educazione, molto può fare la scuola. C'è anche una nuova legge che è stata così diramata da luglio di quest'anno, in cui si incrementano anche le attività che si possono fare alla scuola, si danno nuove responsabilità alla scuola e quant'altro, però le prime persone che devono avere la responsabilità sono i genitori. Invece spesso, guarda, una cosa a cui abbiamo fatto accenno recentemente a un evento di Meta, sono spesso i genitori che mettono i figli online sin dalla nascita, cioè questi ragazzini sono tracciati sin dalla nascita, e il postare la foto di un minore è sempre molto rischioso per problematiche di pedofilia e quant'altro, perché qualcuno può prendere la foto dei giovani, di questi bambini messi impunemente o senza o con superficialità dai genitori online, e questa foto può essere estrapolata e finire in chat che hanno tutt'altro contesto. Bisogna stare attenti, bisogna dirlo molto anche agli adulti, ai giovani adulti, che anche loro fanno del web un modo per accreditarsi socialmente, e non possono infilarci i loro figli, anche perché i figli poi prendono l'esempio e crescono nello stesso modo, quindi non dando attenzione a quello che fanno online, a quello che postano online. Purtroppo è un'attività di sensibilizzazione che va fatta a tutti gli effetti, e comunque spesso i genitori non solo non si rendono conto di quello che accade ai figli, anche perché hanno questo timore di privacy che secondo me non deve esistere. Io lo dico sempre: scusate, prendete i cellulari dei figli, mettetevi online, fatevi dare l'amicizia sui social, controllate quello che fanno i figli, non può essere un concetto di privacy, soprattutto sotto i 13 anni, quando i figli non dovrebbero neanche avere i social, e invece li vediamo sempre, esatto, e invece li vediamo sempre con questi cellulari in mano. Ma per esempio, pensate che in Italia ci sono circa 3 milioni e mezzo di adolescenti dai 12 ai 17 anni. I genitori potrebbero inserire già un parental control che viene fornito online gratuitamente dai social, eppure i parental control che sono stati utilizzati praticamente sono 600.000, quindi 1 su 6. Ora, genitori miei, mettetevi il cuore in pace, dovete controllare i figli, dobbiamo sicuramente a fare crescere loro il senso di responsabilità, ma non facendoli errare troppo sui social, perché davvero possono fare danni
che non sono più emendabili nella vita per se stessi e per gli altri. Per fortuna questa nuova, diciamo, normativa prevede anche misure più significative anche per i genitori che devono rendere conto dei eventuali diciamo così forme lesive diciamo che vengono messe in atto dai figli nei confronti di altre persone. Dovranno essere più responsabili e questo secondo me è giustissimo, oltre ad altre cose che sono inserite in questa nuova normativa di prevenzione e contrasto del cyberbullismo, oltre ad aver anche inserito il bullismo, perché la legge del 2017 prevedeva solo il cyberbullismo, si inizia finalmente a dare delle responsabilità anche ai genitori che devono assumersele e seguire i figli e dare così consapevolezza anche loro ai figli, non delegare solo alla scuola, che pur ha una importante funzione in termini di educazione, diciamo, finalità rieducativa. Ecco, ma a maggior ragione uno pensa, visto che si parla tanto di educazione ai sentimenti da introdurre a scuola, Sì. sarebbe il caso di avere anche un'educazione civica digitale? Ah sì, assolutamente, ma in realtà all'interno dell'ora di educazione civica che fu istituita la scorsa legislatura proprio grazie a una proposta originariamente della Lega, poi seguita da tutti e ovviamente approvata all'unanimità, è stata reinserita un'ora di educazione civica e ci sono molte possibilità affinché questa educazione civica venga declinata sul digitale. Hai detto benissimo, ci vuole assolutamente consapevolezza digitale, perché per esempio quando io iniziai a occuparmi di cyberbullismo, ero presidente del Corecom a Lombardia, lo facevo un po' in solitaria, cioè non se ne parlava molto di cyberbullismo, era una cosa ancora un po' di nicchia. Purtroppo abbiamo visto in questi anni quale sia stata l'importanza che questa ha assunto, però allora ovviamente i social non erano così diffusi e i social che c'erano, soprattutto Facebook eccetera, non avevano forme di tutela, non davano forme di tutela. Adesso ci sono delle forme attraverso le quali i giovani si possono tutelare. Per esempio parlando di sexting e revenge porn, una volta quando una foto era online era difficilissimo toglierla, appunto noi avevamo istituito questo sportello Web Reputation che rimuoveva le fattispecie lesive, avevamo una società con cui avevamo concordato attraverso un bando appunto l'azione che ci aiutava a rimuovere le fattispecie lesive nei primi giorni in cui le foto e i video venivano postati. Questo funzionava molto bene, ma è sempre un'attività ex post. Adesso le piattaforme mettono nelle mani dei genitori, dei figli, in mani dei genitori che possono insegnarlo ai figli, delle forme importanti per tutelarsi. C'è questa, per esempio, questo Take It Down che è stato inserito da poco da Meta per i minorenni. Se un minore ha il timore che una foto venga condivisa, a parte il fatto che è sempre meglio raccontarlo a qualche genitore, qualche adulto che possa chiedere una rimozione effettiva eventualmente, però prima che la foto possa entrare online, lui o lei può caricarla e questa foto viene inserita in una banca dati condivisa da altre piattaforme. Il sistema automaticamente la blocca qualsivoglia persona cerchi di mettere quella foto. Ovviamente la foto rientra in una banca dati, ma come algoritmo vengono estrapolati degli algoritmi, la foto assolutamente rimane solo nel telefono della persona, però tutti questi algoritmi creati dalla piattaforma impediscono a qualsivoglia altra persona di caricarla su tutte le piattaforme. E questa è una forma preventiva che non è conosciuta, che i genitori dovrebbero conoscere per parlarne ai figli, anche per utilizzarla loro magari, spesso purtroppo succede, e di cui i bambini, i ragazzi dovrebbero avere consapevolezza. Per cui hai ragione tu, in quest'ora di educazione civica ben venga l'educazione digitale, che è forse la cosa più importante da insegnare loro, oltre ovviamente al rispetto. Questo è chiaramente la base di tutto, cioè tu devi insegnare
insegnare a rispettare le altre persone. È stata istituita una giornata del rispetto. Ecco, quando tu entri in un cambiamento di paradigma culturale che prevede e faccia capire quanto sia importante il rispetto, sicuramente questo aiuta tutti. Quindi, nell'ora di educazione civica questo sarebbe il massimo che si può fare: insegnare il rispetto, cambiare paradigmi culturali, anche però insegnando mezzi pratici per tutelarlo e per metterlo in pratica. Federica, per avviarci alla conclusione, la tecnica della scuola, che è il quotidiano dedicato al mondo della scuola, parla di un'app di nome NetGuardian, un modello di intelligenza artificiale che può rilevare il grado di esposizione al rischio di cyberbullismo nelle conversazioni digitali all'interno del gruppo classe, allo scopo di prevenire eventuali atti di violenza. Ora, mi sembra che però qui tutta questa tecnologia un poco ci stia spingendo, scusa il termine, alla paraculaggine, perché mi sembra quasi come dire: vabbè, ma la macchina ha le cinture di sicurezza, quindi posso fare l'incidente meglio, insomma, tanto non mi faccio male. Però se io vado fuori strada con una macchina di 50 anni fa e sbatto contro un albero, o vado fuori strada e sbatto contro un albero con un'automobile di oggi, comunque mi faccio del male, è comunque un incidente. Cioè, fino a che punto la tecnologia può essere la cintura di sicurezza in tutto questo? Dov'è l'elemento umano? Quanto pesa ancora in percentuale? Pesa tantissimo. La tecnologia va benissimo, ben venga qualsiasi cosa che possa aiutare l'elemento umano, quindi i genitori, i professori, eccetera, eccetera, a venire a conoscenza di una situazione di disagio di cui magari non si sono resi conto nei confronti di un ragazzo. Questo, l'aiuto è fondamentale, ma l'intervento umano lo è altrettanto, perché i genitori che non si occupano della cultura digitale dei ragazzi e di controllare e di stare attenti a quello che loro fanno attraverso il cellulare, è come mettere loro in mano, visto che hai fatto la metafora della macchina, la riutilizzo, è come mettere in mano a un neopatentato una macchina super bolide che va ai 200 all'ora senza dare contezza di quelli che sono i pericoli, senza insegnare bene quali sono i rischi, senza allenarlo all'utilizzo del mezzo. Ecco, la responsabilità umana non può venire meno perché c'è un controllo ipotetico dell'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale può aiutare i genitori, i professori a prendere consapevolezza di situazioni che possono sfuggire, ma l'occhio umano ha sempre la parte preponderante, e io continuo a dire, soprattutto ai genitori, ma anche ai professori, per quello che possono fare, sono tanto impegnati e lo sappiamo: controllate voi, guardate, vedete, ci sono delle reazioni che i ragazzi hanno quando vengono bullizzati, cyberbullizzati, quando hanno il terrore di una foto che possa girare perché magari il fidanzatino l'ha messa in rete e loro sanno che la foto sta girando. Ci sono tutte le modalità per comprendere l'ansia dei ragazzi. Se non sono in grado, c'è l'intelligenza artificiale, però rendetevi conto che questi mezzi che noi teniamo in mano, questi piccoli devices, possono essere pericolosissimi, e quindi dovete aiutare i vostri figli, aiutare gli studenti e adulti, fratelli e sorelle adulti, aiutare i più giovani a utilizzarli con consapevolezza, perché sennò possono fare veramente molto male. Per finire, Gianni Minà dice che la domanda del bravo intervistatore, la domanda finale è: che cosa farai domani? Che cosa farete domani come stopcyberviolenze.it? Noi continuiamo a lavorare sulla sensibilizzazione e la consapevolezza con tantissime attività. Abbiamo fatto un evento in Senato grazie al senatore Cantalamessa che ci ha ospitati il giorno della violenza contro le donne, proprio sul sexting e revenge porn, quindi per dare voce a questi reati online di cui si parla un po' meno. Abbiamo lavorato con il Parlamento europeo a Milano con 5 classi di vari istituti della Lombardia sul cyberbullismo, dare consapevolezza, fare dei corsi anche con chi se ne intende, lavorare anche, abbiamo lavorato con una società di, tra virgolette, hacker etici che insegnano come
tutelarsi sui social, su quello che può succedere, su cosa puoi combinare o su come puoi difenderti. Questa è una forma molto importante, poi io continuerò sempre a lavorare ovviamente a livello legislativo con ex colleghi, dando suggerimenti e creando comunque sinergie con istituzioni, altre associazioni e quant'altro, perché nessuno di noi è esentato dalla responsabilità in merito ai social e alla cultura digitale. Infatti non esistono figli degli altri, sono tutti figli nostri. No, esatto. Un 2025 più sereno. Grazie. Grazie davvero per aver dato questo piccolo focus su una tematica così importante. Grazie a voi e buon anno a te e a tutti i radioascoltatori. Buon anno. A te la linea.
E rieccoci qua. Chi dimentica è complice. Nel lontano 1996 il Comitato Democratico, questa riunione davanti alla giovane allora Hillary Clinton, tutti i democratici che ballavano la Macarena. Oddio, che ricordi orribili che sono venuti fuori. Alle ore 19:32 minuti e 50 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Quella che avete ascoltato è appunto la Macarena dei Los del Rio, anno di grazia 1995, tema diciamo di tanti balli e balletti nei vari cenoni di Capodanno. Ormai siamo veglioni di Capodanno, ormai siamo addirittura finale di questa trasmissione. 029294 7222 se volete intervenire